Fino adesso ci sono state scelte imposte dall'alto, adesso è giusto che siano i cittadini a scegliere, come ha fatto il centro-sinistra, è giusto che anche nel centro-destra siano i cittadini a scegliere chi deve candidarsi al governo del paese. Una fondazione culturale intitolata Ricostruiamo il Paese e la richiesta delle primarie sono le carte in mano a Flavio Tosi che di fatto da Mantova si proporrà come futuro candidato premier del centrodestra, perché c'è un prima e un adesso, qualcosa è cambiato. Adesso qualcosa in più è cambiato, ma è successo quello che comunque era ovvio, perché comunque era normale che Berlusconi, che rappresenta la leadership del centrodestra da 20 anni ininterrottamente, forse un minimo di cambiamento ci voleva. Non ci sarà Luca Zaia, ma nessuna polemica, spiega, con gli altri governatori del nord si è deciso così. Qui noi presentiamo il nostro candidato per l'eventuale primaria del centrodestra o il candidato premier se corriamo da soli. Il tema di guardare oltre all'attuale situazione politica è un tema interessante, ma che non ci farà mai abbandonare l'alveo dell'identità e dei motivi per i quali la Lega è nata. Insomma, è il modello Lega Nord da esportare nel resto d'Italia. Credo che sia un progetto per il buon governo, la buona amministrazione, portando a conoscenza e dimostrando anche a livello nazionale che il nostro modo di operare e di amministrare è un modello che deve essere esportato in altre realtà dove purtroppo magari c'è un'amministrazione più approssimativa rispetto a quella virtuosità che abbiamo noi qui al nord. 2 pullman da Treviso, uno da Belluno, un altro da Venezia, ma la particolarità è che sui torpedoni non ci saranno solo militanti della Lega, ma molte persone comuni. Molti dicono delusi, ex elettori di altri partiti, anche PDLini. A prescindere se prima votassero PD, PDL piuttosto che UDC, comunque sono persone che non votano attualmente ma che vedono Flavio Tosi come un ottimo leader da seguire. Ammettere che la politica ha deluso intanto è fondamentale per ricostruire il paese. Questo paese che è in crisi non per colpa né dei cittadini né dell'economia né delle imprese, è in crisi per colpa di quello che la politica non ha fatto, della politica nazionale.